È importante per l'agricoltura e per il sistema agricolo conoscere come è andata l'annata agraria precedente, in questo caso il 2018, e per questo Veneto Agricoltura tutti gli anni ad inizio anno con un grande sforzo propone i dati dell'anno precedente. Adesso andiamo immediatamente alla conferenza stampa dove si stanno presentando questi dati per capire veramente qual è stato il passato e per ovviamente gestire il futuro. L'annata agricola del 2018 quest'anno ha segnato per il primo anno, dopo una decina d'anni, un incremento produttivo abbastanza consistente, parliamo di un più 8%, segnando un valore della produzione di 6,4 miliardi di euro. A trainare l'incremento della produzione sono state soprattutto le frutticole, ma in principal modo la viticoltura che con l'incremento produttivo del 49% ha aumentato la quota di produzione e anche la quota di valore, perché nonostante un decremento del 21% dei prezzi registrati dall'uva, l'eccesso di produzione ha comunque spinto al rialzo il valore delle produzioni. Molto bene sono andati i cereali come il mais, la soia anche è andata bene, un po' meno bene sono andati i cereali autunno-vernini che hanno risentito di molte patologie e problemi fitosanitari dovuti all'andamento del clima. Bene per alcune culture orticole, soprattutto il radicchio, molte altre invece, quasi tutte si può dire, hanno invece risentito sempre di problemi fitosanitari legati al clima, al caldo e all'umidità di quest'anno. Per quanto riguarda il lattiero caseario, bene il settore che comunque rimane abbastanza stabile e che si caratterizza ancora per consumi stagnanti. Il prezzo del latte è rimasto abbastanza stabile nel 2018, la produzione idem, da segnalare l'incremento delle produzioni di formaggio, soprattutto del Piave e del Montasio, che fino a qualche anno fa hanno sempre segnato andamenti molto negativi nella produzione. Per quanto riguarda invece il settore della carne, stabile il comparto bovino, da segnalare purtroppo male il comparto dell'avicolo e del cunicolo, in cui il Veneto è regione leader per quanto riguarda la produzione nazionale, settori che hanno risentito molto del calo dei consumi. Per quanto riguarda la pesca, a parte i molluschi, lì si sta sicuramente soffrendo. Si sta soffrendo anche in alcuni settori della zootecnia, nel quale settore sarebbe necessario poter intervenire anche lì. Bisogna adesso coordinarci con le azioni politiche che la Regione intende avviare. Alcuni settori dell'ortofrutta, anche questi stanno soffrendo, anche se devo dire che le performance delle mele e del kiwi sono state sicuramente molto, molto positive rispetto a quello che era stato nel 2017. Non siamo ancora ai livelli della massima produzione, però insomma ci sono crescite a due cifre su questi due settori della frutta molto importanti per noi. E questa è la grande sfida, perché i cambiamenti climatici hanno sicuramente un'incidenza pesante, perché per quanto per esempio per alcuni settori come il viticolo la stagione sia andata molto bene per quanto riguarda gli aspetti climatici, ce ne sono altri che invece hanno sofferto, per esempio tutte le colture invernine hanno sofferto delle grandi piogge che ci sono state all'inizio della primavera. Quindi riuscire a capire quali possono essere le culture, le modalità di coltura, la gestione dell'acqua sono tutti temi sui quali Veneto Agricoltura sta certamente lavorando molto attentamente su tutte le strutture, su tutti i centri sperimentali. Stiamo lavorando molto bene in accordo anche con le associazioni di categoria, quindi i diversi rappresentanti degli agricoltori, e quindi credo che nei prossimi anni ci saranno delle soluzioni e delle idee che sicuramente daranno forza al settore primario.
Qual è il significato di dare i dati, per carità, un'anticipazione, i dati veri li darete a giugno, di dare i dati a gennaio sull'andamento dell'anno precedente? Intanto c'è una grande attesa, basta vedere il riscontro della giornata odierna, quindi c'è la voglia di sapere come è andato l'anno precedente, anche per capire quali possono essere le conseguenze nel 2019 e quindi poterci preparare. Teniamo presente che Veneto Agricoltura mi risulta essere una delle poche, se non l'unica, istituzione a livello nazionale che raccoglie questi dati e li mette a disposizione. È sempre bene all'inizio dell'anno riuscire a fare un rendiconto di quello che è successo nell'anno precedente per capire come meglio si può lavorare nell'anno presente, insomma. Abbiamo visto una crescita dei fatturati a livello proprio regionale su tutti i comparti, ma chiaramente la parte del leone la fa il settore vitivinicolo, in quanto è la prima filiera assoluta della nostra regione. Abbiamo quasi 100.000 ettari e quindi con l'export a 2 miliardi e 2 e 30.300 imprese vitivinicole è il settore di punta, però non dobbiamo trascurare che subito dopo viene la filiera ortofrutticola, che anche quest'anno, malgrado ci siano stati dei problemi fitosanitari, la cimice asiatica e altri problemi dovuti naturalmente alla piovosità soprattutto primaverile, ha dato dei segni positivi. Segnaliamo che comunque oltre ad avere una grande produzione del primario a livello proprio regionale abbiamo anche una grandissima agroindustria. Il Veneto è una delle prime agroindustrie a livello nazionale, quindi non siamo autosufficienti nelle materie prime, quindi dobbiamo per forza importare. Quindi noi diamo 6,4 miliardi nel primario, ma altrettanti nei prodotti trasformati dall'agroindustria. Quindi sicuramente queste due, chiamiamole macchine economiche, insieme danno un terzo forse del fatturato regionale per quanto riguarda questi comparti. Il problema dei cinghiali è un problema nazionale e della fauna selvatica in particolare. Noi abbiamo bisogno di un piano di gestione, piani certi nazionali che diano la possibilità di cacciare questi animali tutto l'anno. C'è una discussione aperta al Ministero dell'Agricoltura. Noi come assessore all'agricoltura nelle ultime riunioni a Roma ci siamo accordati con il Ministro Centinaio che porti avanti per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura queste nostre richieste a livello del Ministero anche Ambiente, ma attualmente anche ieri che sono state proprio ritirate nel decreto legge della semplificazione tutti gli emendamenti legati alla fauna selvatica da parte del Ministro Costa. Questo dimostra che c'è una contrapposizione tra il mondo dell'agricoltura, che vorrebbe comunque che questi animali fossero gestiti, fossero anche in qualche maniera, e lo abbiamo visto a livello nazionale, comunque eliminati dal territorio perché sono anche pericolosi. D'altra parte c'è tutta la teoria ambientale che comunque va a difendere magari queste posizioni che non sono certo le nostre del mondo agricolo.